Siamo qui all'Ateneo Veneto in questa presentazione di questa mia nuova monografia edita da Mondadori. Questa monografia è edita da Mondadori, ma studiata da un bravissimo grafico, e si può vedere tutto all'interno cosa c'è, come è stato impostato, le fotografie molto grandi. È una monografia un po' diversa dalle altre. C'è questa consistenza simbolica e questa invece volontà sempre di sperimentare il nuovo. Siamo qui in questo bellissimo spazio che spero che si riempia di persone, di miei amici, di persone che mi vogliono bene. Ci sono dei relatori, tutti quelli che hanno scritto sul giornale, sulla monografia, e speriamo che venga fuori una bella cosa. E da dove vengono le cose che lui sente, quei segni, quei simboli? Volevo trovare quella che poteva essere una chiave di lettura del lavoro di Gian Maria Provizia in questi decenni di attività molto feconda. Gli stili, allora la monografia parte è un po' la storia della mia vita, c'è della fotografia, c'è le cose della mia famiglia, e poi ci sono delle fotografie dei lavori attuali, nuovi, così, e poi ci sono tutti i lavori vecchi, alcuni lavori molto importanti vecchi, che sono stati realizzati nel tempo. Il Gazzettino di Venezia mi ha dato un bel risalto, e anche la radio, la Rai Veneto, e spero che, come ho detto prima, che venga fuori una bella cosa.